Cari soci ed amici, buonasera e benvenuti a questa conferenza. Si è appena celebrata una ricorrenza di grande rilievo storico e giuridico per gli operatori dello shipping, il centenario della Convenzione di Bruxelles del 1924 per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, una pietra miliare del diritto marittimo internazionale che ha gettato le basi per la regolamentazione dei contratti di trasporto marittimo di merci su scala globale. La Convenzione di Bruxelles è un trattato internazionale che ha stabilito un quadro normativo uniforme per regolare i contratti di trasporto marittimo di merci. Adottata il 25 agosto 1924, essa ha introdotto la cosiddetta Hard Rules, un insieme di norme volte a bilanciare i diritti e gli obblighi dei vettori marittimi e dei caricatori, garantendo una maggiore certezza giuridica nei rapporti commerciali internazionali. Il suo obiettivo principale era porre un limite alla responsabilità dei vettori, stabilendo precise obbligazioni in materia di custodia, carico, trasporto e scarico delle merci e fornendo un quadro di riferimento per la gestione delle responsabilità in caso di danni o perdite. Nel corso del tempo le Hard Rules sono state aggiornate con i protocolli di Visby del 1968 e successivamente con il protocollo di Bruxelles del 1979, portando alla formulazione delle Hard Visby Rules, oggi applicate in molti ordinamenti giuridici. Questa convenzione ha avuto un impatto significativo sul diritto marittimo internazionale, diventando il punto di riferimento per numerose legislazioni nazionali e successivi strumenti normativi come le regole di Amburgo 1978 e le regole di Rotterdam 2008. Ma il suo successo è ancora insuperato, considerato che la regola di Amburgo, per entrare in vigore, hanno un numero assai esiguo di parti contraenti, mentre le regole di Rotterdam non sono ancora entrate in vigore. A distanza di 100 anni, le sfide per il diritto della navigazione si rinnovano, ponendo una questione di adattamento delle regole dell'AIA Visby nel solco di una loro flessibilità che esse hanno sempre dimostrato. L'avvento delle tecnologie digitali, l'introduzione delle navi autonome, le nuove esigenze della sostenibilità ambientale e le dinamiche del commercio globale impongono una riflessione sulle attuali regole e sulle possibili evoluzioni necessarie per affrontare il futuro. Per celebrare questo anniversario e approfondire le prospettive di sviluppo del diritto marittimo, abbiamo riunito alcuni dei maggiori esperti del settore accademico, legale e operativo, che offriranno un'analisi storica, giuridica e pratica delle Hard Visby Rules e delle loro implicazioni future. Relatori, professor avvocato Alberto Antonini, titolare della cattedra di diritto della navigazione, Alfredo Antonini, titolare della cattedra di diritto della navigazione, Università di Udine, professor avvocato Massimo Campailla, titolare della cattedra di diritto della navigazione e dei trasporti, Università di Trieste, avvocato Pietro Parrandri dello Studio Mordiglia di Genova, il dottor Marco Ciullini, presidente degli agenti marittimi del Friuli Venezia Giulia, e il dottor Stefano Visintin, presidente di Confedera Friuli Venezia Giulia. Moderatore l'avvocato Paolo Abardi, fra l'altro vicepresidente del Propeller Club Trieste, conclusione a cura dell'avvocato Alberto Pasino, anche lui vicepresidente del Propeller Club. Passo quindi la parola al moderatore Paolo Abardi per dare inizio effettivo all'incontro. Grazie per la vostra partecipazione. Grazie, buongiorno. Alcuni piccoli tratti modesti per dare un'idea soltanto come fin dalla genesi la Convenzione di Bruxelles si è dimostrata un qualche cosa di eccezionale. Diciamo subito che la Convenzione è il frutto dell'impegno del Maritime Law Committee, il quale che cosa fece? Diede una risposta alla richiesta impellente dell'industria marittima internazionale di disporre di una polizza di carico che potesse contenere norme che ripartissero in maniera
equa o perlomeno limitassero la responsabilità del vettore marittimo internazionale rispetto ai caricatori. Quindi una polizza di carico uniforme che ripartisse appunto i rischi tra vettore marittimo internazionale e caricatore. Per raggiungere tale obiettivo nel 1921, come è noto, venne indetta, sempre da questo organismo internazionale, la prima conferenza diplomatica dell'AIA, poi proseguita a Londra. Questa prima conferenza ebbe enorme importanza e grande successo. Infatti, al suo esito altamente positivo, si venne ad essere già predisposto una bozza di regole che poi vennero nominate Hague Rules 1921, che avrebbero dovuto essere inserite in tutti i formulari di polizze di carico predisposte dai vettori marittimi. Queste regole vennero accolte in maniera trasversale dallo shipping, dal mondo dello shipping, dai caricatori, quindi dai merchandise, anche da banche e assicurazioni con grande favore, e tutti ne chiedevano l'immediata applicazione. Per l'applicazione e l'adozione di tale regole venne subito nel 1922 indetta una nuova conferenza a Londra. Io sto riassumendo molto quelli che sono stati i punti salienti importanti, perché la mia relazione non è una mia relazione, ma è un semplice tratteggiare eventi. A Londra che cosa si discusse? Si discusse in quale maniera si dovessero adottare le regole dell'AIA del 21. Si stabilì che tali regole dovevano avere un valore cogente e quindi dovessero essere trasfuse in una convenzione. In tempi brevissimi venne predisposto il testo legislativo che appunto comprendeva e riproduceva le regole dell'AIA, e nel 1924, quindi a tempo di record, tale progetto venne ratificato da 26 paesi e si ebbe la famosa Convenzione di Bruxelles di cui parliamo. La Convenzione venne in pochissimo tempo adottata e quindi resa esecutiva in quasi tutti i paesi che ebbero ad aderire alla Convenzione. Nonostante il plauso generale e nonostante tutte il contenuto, le regole fossero state oggetto di approvazione generale, l'applicazione della Convenzione di Bruxelles, quindi delle regole, non fu semplice né univoca nei vari paesi aderenti. Quindi vi fu un grande apporto di giuristi per interpretare le norme stesse, giuristi triestini di grande pregio e importanza, illustri, provvidero a interpretare in maniera assolutamente importantissima, quindi diedero un grande contributo all'interpretazione delle norme, e di ciò ci parlerà il professor Antonini, il quale ci illustrerà appunto quali giuristi triestini abbiano dato lustro alla nostra città con le loro interpretazioni, non solo interpretazione ma anche in un secondo tempo apporto per l'evoluzione di quella che è stata la normativa del diritto marittimo. Grazie cara Paola. Cara Paola, caro Presidente, cari vicepresidenti entrambi, veramente con grande gioia vengo qui, ritorno nel Propeller di cui sono stato socio qualche decennio fa, Presidente era allora Termini.
e Alberto era vicepresidente. Un tema bellissimo mi è stato assegnato e il titolo è stato così razionalizzato: il contributo dei giuristi triestini nell'interpretazione e nell'evoluzione del diritto marittimo. E quindi questa Convenzione di Bruxelles del 24, che tutti consideriamo la più importante convenzione internazionale di diritto marittimo, quindi uniforme, costituisce, diciamo, lo spunto per trattare dei giuristi triestini, perché è importante far vedere, noi siamo legati alla nostra città. La nostra città non è l'ultima in fondo all'angolo, è una città che ha dato e dà molto per il diritto, sotto i vari aspetti in cui il diritto si articola. E noi diciamo che gli operatori del diritto sono gli universitari, sono i magistrati, sono gli avvocati, ma nel campo marittimo e commerciale sono gli operatori. Ora io, trattando dei giuristi triestini, ho ritenuto di considerare giuristi coloro che hanno dato un contributo scientifico e professionale, quindi facendo sia la scienza, ossia l'attività universitaria, oppure un'attività di studio e pubblicazione dei propri studi, sia l'attività professionale, in modo da essere a contatto con la realtà operativa. Questo è il giurista di cui tratterò e ne ho individuati 4 nell'ordine: Dino Vidali, Enzio Volli, Domenico Maltese, Francesco Alessandro Querci. Ed è con vivo piacere che abbiamo qui i figli di 3 delle 4 persone, di questi 4 grandi giuristi di cui parlerò, e cioè Paolo Volli, Giovanna Maltese e Gabriele Alessandro Querci. Prima di trattare di questi, per far vedere come Trieste abbia contribuito allo sviluppo del diritto marittimo, solo elencherò gli altri che si sono occupati di diritto marittimo ai titoli sopra indicati. E quindi comincio con i professionisti che non sono più operativi. E cito 2 eminenti cattedratici di diritto della navigazione, 2 fra i grandi docenti di diritto della navigazione, che per brevissimo tempo sono stati titolari di insegnamento nell'Università di Trieste: Francesco Maria Dominedò, Sergio Ferrarini. Altri universitari: Maria Luisa Corbino, titolare di cattedra, Mario Iannuzzi, libero docente e titolare di insegnamento di diritto della navigazione a Trieste, poi condirettore di Assonime; Roberto Longobardi, assistente alla cattedra di diritto della navigazione e dirigente dell'allora ente autonomo del porto di Trieste. Poi vi sono stati e vi sono avvocati che hanno dato un contributo scientifico oltre che professionale, ossia che hanno scritto, perché questa è un po' la caratteristica di molti avvocati marittimisti. Cito quelli di Trieste, ma cito ancor più quelli di Genova, cioè contribuiscono, oltre che nella difesa delle parti contrapposte, scrivendo note a sentenza o articoli che sono di grandissimo pregio e di enorme utilità, proprio perché mostrano il contatto con la realtà concreta. Di questi avvocati che hanno dato un contributo scientifico oltre che professionale, menziono, e tutti li cito sempre in ordine alfabetico: Fabrizio De Vescovi, Giulio Dimini, Giorgio Dolfres, Alessandra Gaggia. Poi avvocati che hanno esercitato la professione anche nel campo del diritto marittimo senza contribuire con lo studio e con contributi scritti nelle varie riviste: Guido Cacciottoli, Giampaolo Gei, Giacomo Sacerdoti, Gabriel De Zombatelli, Gianfranco Tamaro. Poi ci sono docenti e professionisti operativi. Cominciamo con gli universitari che si occupano della materia anche a livello professionale: Massimo Cappailla, qui presente, Daniele Casciano, Rocco Lobianco, Fiorenza Prada, il sottoscritto. Avvocati che hanno dato un contributo scientifico e professionale: Alberto Pasino, qui presente, Carlo Pillinini, Massimiliano Rimaboschi. Avvocati che esercitano la professione nel campo del diritto marittimo oltre che in altri campi: Paola Bardi, qui presente, Federica Gei, Filippo Schiavon, Paolo Sterna, Alessandro Tudor, Paolo Volli, qui presente. E mi scuso se ho tralasciato di indicare qualcuno. Ho scritto qui, e lo dico, che tengo a disposizione i curricula di 3 dei giuristi cui l'intervento è dedicato, che mi sono stati trasmessi dai figli che ho prima menzionato. Poi mi sono occupato in maniera un po'
trasversale di questo argomento e per un approfondimento sui giuristi sopraindicati che hanno avuto un ruolo nell'Università di Trieste. Rinvio un mio saggio apparso nel Diritto Marittimo, la nostra rivista principale del settore 2021, che ha il titolo La cattedra di diritto della navigazione della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trieste. E veniamo quindi ai nostri Dino Vidali. Stiamo parlando degli anni 40, Dino Vidali, libero docente e docente incaricato della cattedra titolare della cattedra come incaricato della cattedra di diritto marittimo, di diritto aeronautico, poi di diritto della navigazione all'Università di Trieste. Di Dino Vidali ricordiamo 2 monografie in materia assicurativa. Non è facile ritrovare i dati di persone che hanno scritto tanto tempo fa. Comunque ho reperito 2 monografie in materia assicurativa e molti articoli. I suoi interessi erano per la parte privatistica del diritto marittimo e poi del diritto della navigazione, e quindi del diritto, diciamo, privato della navigazione, con una particolare vocazione alla disamina di quello che accadeva e della normativa degli altri Stati. Quindi davvero un uomo lungimirante, che fu, fra le altre cose, membro titolare del Comité Marittimo Internazionale, quello di cui prima ci ha parlato Paola Bardi, e che è l'autore e il custode delle convenzioni internazionali di diritto marittimo. Anzi, proprio come componente titolare del Comité Marittimo Internazionale, partecipò a una conferenza di Oslo del 1933 in cui si discusse proprio sulla esigenza di fare in modo che la Convenzione di Bruxelles del 24 venisse ratificata dal numero più grande possibile di studi. Quindi il nome di Dino Vidali è davvero attuale nel contesto di cui oggi ci occupiamo. E vado ad Enzio Volli. Potrei stare zitto e passare subito oltre, perché Enzio Volli lo conosciamo tutti. Il giorno in cui io sono entrato in studio da zio Beniamino, l'avvocato Beniamino Antonini, lui nel farmi una panoramica, a te questo Paolo non l'ho mai detto, degli avvocati, mi disse: nel diritto civile 2 soprattutto, Carlo Amigoni e Enzio Volli. Il diritto marittimo è tutto nelle mani di Enzio Volli. Questo lo disse perché sapeva che io mi stavo interessando di diritto della navigazione. Enzio Volli, laureato in chimica, poi in brevissimo tempo laureato in giurisprudenza, assistente alla cattedra di diritto della navigazione, libero docente di diritto della navigazione, docente per molti anni di diritto della navigazione all'Università Ca' Foscari di Venezia e per un anno accademico all'Università di Trieste, docente di diritto della navigazione. Enzio Volli interpreta benissimo il marittimista, con forti interessi universitari, una forte vocazione a scrivere, a studiare, ad approfondire gli argomenti, ha un numero di pubblicazioni incredibile, fra cui una monografia sull'assistenza e salvataggio, che è la prima monografia sull'argomento nota negli anni 50. E avvocato di razza, questo termine che mi piace moltissimo lo usava Francesco Alessandro Quercia, che parlava di Volli come avvocato di razza, avvocato vero, cioè un avvocato vero, quello che sa cogliere la realtà dei problemi, li sa vivere, vestire nel ruolo sistematico che essi devono avere e difendere il cliente. Questo era Enzio Volli. Se andiamo a guardare le cariche che ha avuto, non ci fermiamo più, posso citarne qualcuna: consiglio di amministrazione dell'OI Triestino, consiglio di amministrazione del FRIE, consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio di Trieste e di moltissime altre società e associazioni, e poi componente e mi pare anche vicepresidente del comitato direttivo dell'Associazione Italiana di Diritto Marittimo, per decenni presidente
del Comitato di Trieste dell'Associazione Italiana di Diritto Marittimo. Autore, come ho detto, di moltissime pubblicazioni dirette, rivolte generalmente e soprattutto nella prima e nella seconda fase della sua attività alla parte privatistica del diritto della navigazione, e difatti comincia dall'assistenza e salvataggio. Poi nell'ultima parte della sua attività professionale e accademica il tema di particolare interesse, ma questo coinvolgerà anche i due giuristi di cui parlerò dopo, è quello del demanio del porto di Trieste e del porto franco di Trieste, un tema che proprio in sede alla nostra associazione di diritto marittimo è stato trattato in maniera imponente da parte di Enzio Volli, lo dico perché ne sto parlando adesso di lui, di Domenico Maltese, di cui parlerò fra un minuto, e di Francesco Alessandro Querci, con contributi, alcuni di carattere divulgativo, altri semplicemente orali nelle varie sedi in cui si svolge il dibattito del diritto della navigazione, e infine anche pubblicati molti nelle nostre riviste. Come ho scritto nell'articolo che ho prima citato, temi che sono stati trattati da questi e da altri personaggi, o dico personaggi, avrei dovuto dire giuristi, in maniera elevata e attenta al profilo giuridico, e che poi sono stati incredibilmente sciattizzati dalla bassa politica locale, che ha fatto quello che tutti conoscete riguardo queste tematiche importantissime che sono state invece strapazzate. Bene, passo a Domenico Maltese. Domenico Maltese, magistrato, trapanese, però visse a Trieste, diplomato al Liceo Dante, laureato in giurisprudenza a Trieste. Scrive nel suo curriculum che era appassionato di lettere e che quindi con difficoltà si scostò dalle lettere e si accostò agli studi giuridici. La stessa cosa successe a me. Io ero appassionato delle lettere, ma capivo che non avrei potuto fare in maniera utile la facoltà di lettere, e sono andato senza esitazione alla facoltà di giurisprudenza. Maltese ricorda due grandi suoi maestri, Cammarata e, adesso guardatemi perché secondo mi sfugga già e me lo devo riguardare, aspetta, Cammarata, ce n'era un altro e non lo vorrei saltare, è Virgilio Andrioli, ovviamente, scusate, è Virgilio Andrioli, Cammarata e Virgilio Andrioli. Fu magistrato a Trieste, seguì tante materie, penale, civile, marittimo, fallimentare, poi in Cassazione, sempre occupandosi di questa materia. In Cassazione si va prima alle sezioni penali e poi si passa alle sezioni civili, e lui arrivò alla prima. Oggi prima si va alla sezione tributaria, poi si va alla sezione del lavoro, poi, questa è la gavetta di tutti. Poi tornò a Trieste come procuratore generale e cessò la carriera con il pensionamento come procuratore generale onorario della Corte di Cassazione. Era un giovanissimo avvocato e ho avuto il piacere di stare molto vicino a Maltese, sia per la sua presenza all'università e sia perché la moglie di Domenico Maltese, la compianta Antonietta Sassonia, era nel nostro studio, cioè nello studio fondato da mio zio Beniamino Antonini, che ho prima menzionato. E Maltese parlava tanto con me. Lui era un magistrato convinto, e convinto che il ruolo fondamentale nella costruzione e nello svolgimento dell'ordinamento giuridico fosse nel magistrato. Lui soprattutto era appassionato del penale, fece il processo sulla Risiera, lo fece lui. Era appassionato del penale e un po' guardava di traverso il giurista solo giurista, l'universitario solo universitario, che scriveva, esponeva teorie e che poi potevano essere destinati a restare fini a se stesse. Un giorno vi disse: il magistrato, quando affronta un argomento, spara a palla.
come dire che il puro universitario spara salve e le nostre palle sono ergastoli. Non mi sono mai dimenticato di questa frase. E poi si occupò di diritto fallimentare e su questo, quando era in Cassazione, ricordava come la Corte di Cassazione nel diritto fallimentare ebbe il merito di giurisdizionalizzare alcuni procedimenti che la legge fallimentare invece aveva considerato in maniera quasi amministrativa e senza tutela, come il sistema dei reclami contro i decreti del giudice delegato. Nel campo del diritto marittimo Maltese ha fatto tantissimo. Qui ho l'elenco delle pubblicazioni. Si è occupato nell'ultima parte di porti e di porti franchi, di caposcalo, di raccomandatario. Certamente noi lo abbiamo considerato il massimo esperto in Italia della raccomandazione marittima, del concorso fra l'azione contrattuale e l'azione extracontrattuale in un periodo in cui questo argomento non era trattato, della responsabilità del vettore, del trasporto a mezzo container. Proprio su questo, del trasporto a mezzo container, anzi Giovanna, il suo articolo negli studi in onore in memoria di Maria Luisa Corbino in materia di container, qui non c'è, bisogna integrare l'elenco. E ricordo che su questo argomento avemmo un dibattito perché la materia dei container fu da lui razionalizzata in una sentenza della Corte di Cassazione, nella quale affermò un certo principio che io avevo condiviso, ma in parte me ne ero discostato in un articolo apparso sul diritto marittimo. Lui replicò in questo studio nel volume che ho prima citato e ne parlammo davanti al pubblico in parecchie occasioni. Cito di Maltese, mi piace davvero, sono pieno di aneddoti di lui perché è un uomo che ha dato tantissimo anche come metodo. E ricordo a proposito dell'assicurazione della responsabilità automobilistica, quando nel primo periodo c'era il dubbio se l'obbligazione del responsabile civile e quella dell'assicuratore fossero o meno solidali. La sezione prima della Cassazione aveva detto in una sentenza che non erano solidali, la sezione terza che erano solidali. In un convegno organizzato dall'allora Presidente del Tribunale Geraci io sostenni la tesi della solidarietà. Finita la relazione, Maltese, che era in prima sezione, disse: è vero, è questo, è la solidarietà. E disse una frase fantastica che oggi ripeto spesso: al di fuori della solidarietà c'è il caos. Cioè, quando due sono condebitori, o l'obbligazione è solidale o c'è il caos. Frase che ancora ripeto. Di lì a pochissimo uscì una sentenza in materia della prima sezione della Cassazione che diede la solidarietà e allora il problema non si discute più. Bene, andiamo, ci siamo ancora, perfetto. Francesco Alessandro Querci, il mio maestro, cui sono legato da un rapporto di affetto, oltre che di stima e di devozione assoluti, perché è stato, oltre che il mio maestro, un maestro vero del diritto della navigazione. Dunque, è andato in cattedra a poco più di 30 anni, giovanissimo, ma tutti quelli di cui ho parlato hanno conosciuto i tempi, perché sono diventati chi magistrato, chi professore universitario, chi avvocato, giovanissimi, laureati giovanissimi. Dunque venne come la sua cattedra, cioè lui vinse il concorso, venne a Trieste e fu docente di diritto della navigazione e poi anche di diritto dei trasporti nell'Università di Trieste fino al pensionamento, quindi dal 73 circa al 2010. Giovanissimo fra gli ordinari di diritto della navigazione e portò un messaggio nuovo. Cioè è vero che Shaloya ha costruito la scuola del diritto della navigazione come unitaria fra diritto marittimo e diritto aeronautico, ma soprattutto unitaria nel fenomeno privatistico e nel fenomeno pubblicistico. Però poi gli studi sono sostanzialmente continuati, soprattutto sugli aspetti privatistici
del diritto della navigazione e del diritto marittimo. Ebbene, invece, Francesco Alessandro Querci puntò sulla parte pubblicistica, quindi gli aspetti organizzativi, amministrativi e la rilevanza costituzionale degli istituti del diritto della navigazione. Anche qui le cariche ricoperte da Querci sono infinite: consigliere comunale a Livorno, consigliere regionale della Toscana, 2 volte preside della facoltà di giurisprudenza a Trieste, per decenni presidente, fu giovanissimo, era stato nominato, del Consiglio Superiore per la Marina Mercantile, fino a che il Consiglio Superiore fu sciolto. Poi presidente di numerose società, presidente direttore di ISTIE, il nostro Istituto per lo studio del diritto dei trasporti, anzi dei trasporti nella integrazione economica europea. Fondò agli inizi degli anni '80 una rivista, Trasporti, Diritto, Economia e Politica, che rappresentò una vera innovazione, perché inserì vicino al diritto della navigazione, che aveva unificato il diritto marittimo e il diritto aeronautico, il diritto dei trasporti. È un momento importantissimo questo nella evoluzione della nostra materia. Inizi degli anni '80, a Trieste viene fondata da Querci e da Bentivoglio la rivista Trasporti. A Roma viene fondata da Pescatore, Romanelli ed altri della scuola romana la rivista Diritto dei Trasporti. Si comincia a parlare di diritto dei trasporti, che oggi è una materia importantissima, che prima d'allora costituiva una Cenerentola a fianco che si dipartiva dal diritto privato. E a Trieste ci fu la prima cattedra di diritto dei trasporti, che fu affidata a Maria Luisa Corvino, allieva di Querci, che ho prima menzionato. La seconda cattedra di diritto dei trasporti, devo dire che un po' ho il merito di averla istituita io, quando ero a Modena, titolare della cattedra di diritto della navigazione, chiamammo da Sassari Gabriele Silingardi alla cattedra di diritto dei trasporti. Oggi le cattedre di diritto dei trasporti sono dappertutto. Querci ha scritto tantissimo. Io li ho letti tutti i suoi libri, salvo uno, ma adesso per non sbagliare li elenco: La pubblicità marittima e aeronautica, cito solo le monografie, 1961, Lo sciopero dei marittimi, 1962, La figura giuridica del comandante di nave e di aeromobile, 1964, L'ammissione della nave e dell'aeromobile alla navigazione, 1965, questo non l'ho letto, Polizza di carico e lettera di garanzia, 1971, lo abbiamo studiato tutti, Il lavoro portuale, 1972, lo abbiamo studiato tutti, Note in tema di equipaggio della nave e dell'aeromobile, e poi il Manuale di diritto della navigazione, 1989, che dopo il primo manuale Lefebvre Pescatore, oggi Lefebvre Pescatore Tullio, parte del 1950, esce questo secondo manuale che ha un taglio un po' diverso della materia, proprio per valorizzare gli aspetti, come vi ho prima detto, pubblicistico-amministrativi. La seconda edizione, a firma anche di Stefano Pollastrelli, è dell'anno scorso. Io credo di avere concluso, sono stato in tempo, pugni non ne ho ricevuto del mio amico Pietro Palangri, e quindi restituisco lo strumento micidiale a Paola Bardi, nostra moderatrice. Ringraziamo il professor Antonini per questo intervento così passionale, oserei dire, che ci ha concesso di conoscere in profondità questi giuristi triestini così importanti, ma anche di conoscere un po' dei loro aspetti caratteriali e della loro personalità. Passo adesso la parola al professor Massimo Campailla. Lo presento? No, non serve perché tutti lo conoscete, è professore di diritto marittimo presso l'Università di Trieste, è avvocato, facente parte dello studio Zonarelli, con esperienze internazionali e nazionali, e credo che
visto che lo conoscete tutti, non serve dir altro. Di che cosa ci parlerà oggi, professor Campailla? Ci parlerà di qualche cosa di più attinente forse al titolo del nostro convegno, e cioè della Convenzione di Bruxelles a distanza di 100 anni dalla sua entrata in vigore, e delle criticità ovviamente e delle possibili prospettive evolutive. Grazie Paola, grazie Fabrizio dell'invito a questa interessante tavola rotonda che effettivamente tocca uno dei temi centrali e di maggiore interesse per la nostra materia. Si è detto già, l'ha detto prima il Presidente Zerbini nell'apertura, anche l'Avvocato Bardi l'ha ricordato, la Convenzione di Bruxelles è una convenzione che è riuscita a trovare un equilibrio estremamente efficace fra gli interessi dei caricatori e gli interessi dei vettori. E la Convenzione è arrivata dopo alcuni decenni in cui in realtà l'ago della bilancia della ripartizione dei rischi derivanti dal contratto di trasporto fra interessati al carico e vettori ha oscillato in maniera estremamente significativa da un estremo all'altro. Si è passati da una fase in cui sia nell'Europa continentale sia nel mondo anglosassone la responsabilità del vettore marittimo era una responsabilità assoluta, ex arceptum, parificata per intenderci a quella degli assicuratori. Al verificarsi di un danno vi è un risarcimento che non ammetteva quasi prova contraria, fino a invece un estremo opposto. Le corti inglesi e poi quelle continentali hanno cominciato ad ammettere via via più frequentemente l'inserimento pattizio nei documenti di trasporto di clausole esonerative della responsabilità, che visto il frequente maggiore potere contrattuale del vettore, di fatto spesso finivano per esonerare o quasi il vettore dalle responsabilità. Quindi in questo contesto si è andata a inserire la Convenzione di Bruxelles, che è riuscita a disciplinare il regime di responsabilità in maniera felicemente mediana fra questi due soggetti. La riprova del fatto che questo equilibrio è un equilibrio particolarmente condivisa la troviamo sia ovviamente nella grande longevità di questa convenzione, sia, si è ricordato prima, nell'altissimo numero di adesioni a questa convenzione, e sia, giova ricordarlo, nel fatto che anche moltissime normative nazionali, nell'andare a disciplinare negli anni successivi il regime di responsabilità del vettore, hanno di fatto sostanzialmente recepito quelle che sono le regole dettate dalla Convenzione di Bruxelles del 1924. Ciò avviene per quanto riguarda la normativa interna italiana, il Codice della Navigazione del 1942, sia pure con delle differenze dal punto di vista lessicale, ma comunque dal punto di vista sostanziale, recepisce quel sistema di responsabilità, ma avviene per moltissimi altri stati, ivi inclusi stati dell'ex blocco socialista. Mi piace spesso ricordare come anni fa, nell'analizzare la sentenza che è stata pubblicata dal Diritto Marittimo, che come ricordava prima il professor Antonini è la principale rivista del nostro settore, mi battei in una sentenza del Tribunale di Venezia, nell'ambito del quale davanti al quale era sorto un contenzioso fra un caricatore, un interessato al carico italiano e un vettore marittimo ucraino. I documenti di trasporto richiamavano la normativa interna ucraina, quindi si rese necessario andare a indagare come fosse disciplinato in quel paese il regime di responsabilità vettoriale, e di fatto ciò che emerse era che anche in un paese dell'ex blocco socialista la normativa sostanziale che disciplinava la responsabilità del vettore andava a sovrapporsi in maniera pressoché sostanziale alla Convenzione di Bruxelles. Quindi abbiamo detto il tema centrale, cioè la Convenzione si occupa anche di altre cose, ma il tema centrale di cui parleremo questa sera è il regime di responsabilità, un regime di responsabilità per colpa presunta al quale il vettore si può sottrarre nel momento in cui vi è la verificazione di un danno, la prova dell'esistenza di un danno, fornendo la prova liberatoria
che nello schema della Convenzione è rappresentata dal fornire la riconducibilità dell'evento a uno dei cosiddetti pericoli eccettuati. Quindi vi è un'elencazione puntuale di cause di esonero elencate dalla lettera A alla lettera Q, al ricorrere delle quali il vettore si libera da responsabilità. Io credo che questo meccanismo, in questo meccanismo risieda uno degli elementi di successo della Convenzione, perché a differenza di altri schemi di responsabilità caratterizzati da una maggiore generalità e astrattezza e quindi maggiormente soggetti all'interpretazione soggettiva da parte del magistrato, qui noi abbiamo alcuni casi a ricordo dei quali la responsabilità non sussiste. Però qui è anche il limite. Questo è anche, a distanza di 100 anni dall'entrata in vigore della Convenzione, un potenziale limite, perché nel momento in cui io ho la norma che mi prevede in maniera secca che, ad esempio, a ricorrere di una determinata ipotesi di fortuna di mare, vizi di navigabilità, eccetera, non sussiste la responsabilità, il magistrato non può far altro che disapplicare, che liberare il vettore da responsabilità. Ed è quindi proprio con riferimento a questi profili che già verso la fine degli anni 70 si cercò di introdurre una normativa internazionale che andasse in direzioni diverse. In particolare mi riferisco alla Convenzione di Amburgo del 1978, in particolare nel momento in cui iniziarono i lavori preparatori della Convenzione di Amburgo, il tentativo era quello di andare verso l'introduzione di un meccanismo di responsabilità oggettiva del vettore. Tentativo che non riuscì perché evidentemente non vi erano gli estremi, cioè soprattutto i paesi a più ampia tradizione armatoriale faticavano a seguire i paesi essenzialmente del terzo mondo, quindi esportatori di merci e materie prime in uno schema di questo tipo. Quindi la Convenzione di Amburgo ha comunque in qualche modo irrigidito il regime di responsabilità del vettore e ha introdotto un meccanismo di prova liberatoria differente. La Convenzione di Amburgo prevede che al verificarsi di un danno il vettore debba dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee per prevenire quel determinato evento dannoso. Attenzione, non misure ragionevolmente idonee, ma tutte le misure idonee, quindi una responsabilità che non è oggettiva, ma che comunque tende ad oggettivizzarsi rispetto allo schema di responsabilità soggettiva previsto, per colpa presunta, previsto dalla precedente Convenzione. La Convenzione di Amburgo, proprio per questo motivo, non ha tuttavia avuto grande successo. È entrata in vigore, anche l'Italia, anche il Parlamento italiano ha autorizzato il governo a depositare lo strumento di ratifica nell'82 o nell'83, non ricordo l'anno preciso, ma di fatto il governo italiano non ha mai ottemperato e quindi l'Italia non ha mai aderito a questa convenzione, che oggi è una convenzione in vigore, ma è una convenzione che si applica in un numero estremamente ridotto di paesi, essenzialmente paesi in via di sviluppo e quindi paesi con poca flotta e quindi un ambito di applicazione della convenzione estremamente modesto. E quindi dopo il tentativo di Amburgo, di fatto la Convenzione di Bruxelles ha continuato sino oggi a rimanere l'unico strumento di diritto uniforme che disciplina il trasporto marittimo, la responsabilità del vettore marittimo. Quali sono oggi i limiti davanti ai quali ci troviamo e quali potrebbero essere le possibili prospettive di sviluppo di questa disciplina internazionale? Ne citerò per brevità solo alcuni. A mio modo di vedere, uno dei profili su cui occorrerebbe ragionare maggiormente riguarda l'ambito di applicabilità della normativa uniforme. Lo diceva prima l'avvocato Bardi, la Convenzione di Bruxelles è nata con la finalità di
uniformare alcune regole in materia di polizze di carico e quindi è prettamente mirata al trasporto marittimo. Ci sono casi in cui comunque la Convenzione trova un ambito di applicazione che va al di là del trasporto marittimo puro e semplice, ma diciamo che si tratta di casi abbastanza limitati. La Convenzione è ideata e si applica al trasporto marittimo. Ma lo diceva prima il professor Antonini. In questo mondo, nell'ambito del diritto marittimo, il diritto lo fanno i giudici, il diritto lo fanno gli studiosi, ma il diritto lo fa anche il mercato, il diritto lo fanno anche gli operatori. E noi siamo in un mondo dove la maggior parte della platea è composta da operatori, quindi lo sapete meglio di me, il trasporto è sempre più un trasporto multimodale, un trasporto intermodale e sempre più raramente un trasporto monomodale. E quindi l'avere a disposizione, soprattutto dopo il fallimento, la mancata ratifica della Convenzione di Ginevra del 1980 in materia di trasporto multimodale, oggi sullo scenario internazionale non esiste una normativa uniforme che disciplini quello che in realtà però nella realtà dei traffici quotidiani è il trasporto internazionale di merci. Quindi l'ampliamento dell'ambito di applicabilità della normativa uniforme, secondo me oggi è un obiettivo importante, un obiettivo che andrebbe perseguito ed è un obiettivo che è stato perseguito con la Convenzione di Rotterdam del 2008. Uno degli elementi, a mio modo di vedere, maggiormente qualificanti la Convenzione di Rotterdam, che oggi però non ha ancora raggiunto il numero minimo di ratifiche per la sua entrata in vigore, è quello di ampliare l'ambito di applicabilità della Convenzione a tutti i trasporti internazionali di merci in cui almeno una tratta venga eseguita via mare. Quindi voi capite che di fatto questa sarebbe una convenzione, laddove entrasse in vigore, che disciplinerebbe il trasporto door to door a livello internazionale, andando in questo modo a colmare il vuoto derivante dalla mancanza di una convenzione in materia di trasporto multimodale. Un altro tema che secondo me rappresenta in qualche modo un limite della Convenzione di Bruxelles è quello relativo ai danni da ritardo. La Convenzione non disciplina espressamente i danni da ritardo e quindi questi sono sì risarcibili, ma facendo applicazione delle normative interne dei singoli Stati, facendo quindi venire meno l'uniformità nell'ambito di applicazione di un profilo che invece è sicuramente assai rilevante dal punto di vista degli interessati al carico. E poi c'è quello che direi da più parti è considerato oggi il limite principale della Convenzione di Bruxelles. L'abbiamo detto prima, la Convenzione di Bruxelles è dal punto di vista delle responsabilità poggia sul sistema di pericoli accentuati. La colpa nautica oggi come oggi continua in molti casi a essere un elemento di esclusione della responsabilità del vettore. Se questo poteva avere un senso 100 anni fa, quando la Convenzione è stata ideata e poi è entrata in vigore, oggi si ritiene che il vettore dovrebbe essere un soggetto che risponda anche della colpa nautica. La Convenzione di Bruxelles, di Rotterdam, anche da questo punto di vista, è andata oltre la Convenzione di Bruxelles. La Convenzione di Rotterdam continua a mantenere uno schema di responsabilità strutturato anche lì secondo un sistema di pericoli accentuati, ma con riferimento alla navigabilità della nave e alla colpa nautica prevede espressamente un obbligo impositivo in capo al vettore di verificare costantemente, sia prima dell'inizio del viaggio, sia durante tutto il viaggio, la navigabilità della nave. Quindi ribalta il concetto e pone questo obbligo. Questo sia per i mutati tempi e sia anche per venire incontro a tutta una serie di normative in materia di sicurezza della navigazione, anche di carattere internazionale, che nel frattempo sono entrate in vigore e che quindi è giusto
porre a carico del vettore il rispetto e la verifica di queste normative. Anche da questo punto di vista, però, ovviamente, non essendo entrata in vigore la Convenzione di Rotterdam, il tema è aperto, anche se occorre dare conto del fatto che soprattutto in Francia e in Spagna la giurisprudenza si sta evolvendo in maniera significativa nel senso di interpretare la Convenzione di Bruxelles in modo da imputare comunque al vettore, soprattutto in casi di negligenza più evidente, delle responsabilità in caso di danni derivanti da colpa nautica. Questo da un certo punto di vista potrebbe sicuramente essere positivo se visto nell'ottica degli interessati al carico e quindi dei soggetti che in qualche modo oggi vengono penalizzati da una normativa che da questo punto di vista potrebbe essere considerata anacronistica. Però se noi lasciamo troppo all'interpretazione dei magistrati l'applicazione delle norme, il rischio è di perdere uniformità. In Francia e Spagna l'orientamento sembra andare in quella direzione, in altri paesi la giurisprudenza è molto più timida nel andare a interpretare in un certo modo quell'articolo della Convenzione di Bruxelles. E quindi il rischio è che, andando avanti in questo modo, a seconda del paese dove si dovesse radicare il contenzioso, la normativa sia applicata configurando o escludendo un regime di responsabilità vettoriale in capo al vettore. E qui, proprio con riferimento alle interpretazioni, alle possibili interpretazioni giurisprudenziali, voglio chiudere, credo che qualche minuto ancora mi resti, con una provocazione. Prendetela veramente come una provocazione questa affermazione che faccio, ma credo che forse in una sala dove abbiamo riuniti sia operatori sia giuristi che si occupano della materia possa essere ogni tanto interessante buttare un sasso nello stagno e vedere quello che succede. Un elemento che caratterizza la Convenzione di Bruxelles, così come tutte le altre normative nazionali e internazionali che riguardano il trasporto di merce, è rappresentato dall'istituto della limitazione della responsabilità vettoriale. In presenza di un danno alle merci trasportate, nella Convenzione di Bruxelles abbiamo un limite che è 666,67 diritti speciali di prelievo per ogni unità di carico. Nelle altre normative abbiamo altre tipologie di limiti, però la costante è quella. Salvo evidentemente casi di dolo o colpa grave nella Convenzione o similari, perché nella Convenzione poi si parla di willful misconduct, che non entriamo nel dettaglio, è un qualche cosa che assomiglia molto ma non corrisponde alla colpa grave. Si tratta di un istituto nato nel diritto marittimo, si tratta di un istituto giustificato dal fatto che all'epoca in cui esso fu introdotto le spedizioni marittime rappresentavano un'attività imprenditoriale estremamente rischiosa e quindi il legislatore ha ritenuto di compensare in qualche modo l'investimento in attività molto rischiose ma evidentemente molto rilevanti anche per le economie nazionali con la limitazione della responsabilità vettoriale, la quale è stata poi via via estesa ad altre tipologie di trasporto. Oggi il trasportatore che prende in carico una partita di merci a Trieste e la consegna a Milano col suo camion, se dovesse smarrire, danneggiare o farsi rubare le merci, salvo dolo o colpa grave, risponde per €1 al chilo, e così le altre tipologie di trasporto. Ma qual è oggi, a tanti anni di distanza dall'introduzione di questo istituto, la maggiore rischiosità del trasporto, sia esso marittimo sia esso terrestre, rispetto a tante altre tipologie di attività imprenditoriale? Ha ancora un significato favorire, per queste ragioni che hanno portato all'introduzione di queste norme,
un vettore rispetto ad altri imprenditori, avvantaggiandolo con la possibilità, in caso di conclamata responsabilità, di risarcire il danno in modo talvolta anche assai significativo, più ridotto rispetto all'effettivo valore delle merci perdute o avariate. Aggiungo a coronamento di questo mio ragionamento che molto spesso nell'esame della giurisprudenza, quantomeno nazionale, in materia di colpa grave, notiamo dei ragionamenti da parte del giudice che molto spesso rappresentano delle forzature. Sarà capitato a tutti di trovarsi di fronte a delle sentenze dove dei comportamenti dove effettivamente è configurabile una responsabilità vettoriale, il giudice è andato oltre e ha ritenuto gravemente colposa, temerario il comportamento di un determinato vettore che probabilmente è sì responsabile di quel danno, ma non con la temerarietà, con la grave colpa che gli è stata addebitata secondo la valutazione soggettiva di quel determinato magistrato. Non sarà dunque che il difendere a oltranza un limite di responsabilità che è disancorato dal valore effettivo del danno, soprattutto in quei casi in cui la forbice fra danno risarcibile e danno effettivamente cagionato all'interessato al carico non induca il giudice a fare una giustizia sostanziale, a porsi il dubbio che nel momento in cui individua una responsabilità di quel determinato soggetto, la sentenza è comunque una sentenza iniqua perché la forbice fra risarcimento e danno è comunque spropositata, e non è quindi che il mantenere dei limiti di responsabilità che talvolta, ripeto, sono estremamente limitati rispetto all'effettivo valore delle merci, piuttosto che dare delle garanzie al vettore, esponga il vettore a delle interpretazioni giurisprudenziali che di fatto lo sottopongono a dei rischi maggiori rispetto a quello che lui valutava nel momento in cui ha quotato quel trasporto e ha assunto l'incarico di trasportare le merci. Ripeto, prendetela come una provocazione e soprattutto un marittimista, un trasportista è abituato da sempre a ragionare con l'istituto della limitazione della responsabilità, però secondo me, ragionando di prospettive future, anche questo secondo me è un tema sul quale può essere utile e interessante confrontarsi. Io con questo sasso lo stagno ho cercato di essere più sintetico possibile stare nei tempi e quindi lascio il microfono alla nostra moderatrice. Grazie. Ringraziamo anche il professor Campailla per questa disamina circa le responsabilità del vettore in base alla Convenzione di Bruxelles, ma soprattutto anche vedendola in futuro come possibili modifiche e miglioramenti, ma non sappiamo, vediamo. Vi è il pericolo che la Convenzione di Bruxelles, che ci dà tutto sommato delle indicazioni ben precise con l'elencazione dei pericoli eccettuati e quindi consenta anche in sede giudiziale di avere una linea guida, io spero e ritengo, come è avvenuto molte volte, non vada persa con le nuove convenzioni o con i nuovi trattati nuove regole che dovessero essere introdotte, perché appunto lasciare una discrezionalità può essere veramente pericoloso proprio ai fini dei giudizi, dell'esito dei giudizi. Ma ora passiamo la parola all'avvocato Palandri, che invece vi devo assolutamente presentare perché non è triestino, è di Genova, è socio senior dello studio Mordiglia, devo dire senior perché è vero, socio senior dello studio Mordiglia, avvocato brillantissimo che si è occupato di casi di sinistri maggiori in Italia per tutti, Costa Concordia, penso che lo ricordiate e lo conosciate tutti, e non dico di tutte ma di quante e di quali organismi internazionali fa parte, perché sennò l'elenco sarebbe molto lungo, e lui ci intratterrà su un argomento nuovo, direi assolutamente nuovo, tenuto conto che anche il settore marittimo
non è rimasto avulso e non è avulso da tutte le sfide, le nuove sfide per l'introduzione di tecnologie molto innovative, ci dirà qualche cosa. Il suo titolo è molto interessante perché si occuperà dell'impatto delle navi autonome sulle Hague Rules, Visby Rules e altre convenzioni internazionali. Bene. Grazie Paola, grazie Presidente, grazie dell'invito, per l'opportunità che mi date di parlare di navi autonome. Delle navi autonome si parla tantissimo e quello che abbiamo imparato noi giuristi è che si dicono tante cose ma non si sa bene cosa si intenda e non si sa bene dove andrà a finire il diritto marittimo in particolare in relazione a queste innovazioni. Quello che qui riproduco sono delle definizioni che sono state adottate dall'IMO, International Maritime Organization, nell'ambito degli studi che ha condotto per tentare di trovare una strada che consentisse di disciplinare le innovazioni che verranno introdotte appunto nel mondo del diritto marittimo attraverso la nascita, cioè l'arrivo, quando arriveranno le navi autonome. E vedete che ci sono 4 tipologie e sono descritte come se fossero 4 passi progressivi che la tecnica, la tecnologia, la scienza consentiranno. In realtà non sappiamo se è così, non sappiamo se si utilizzeranno tutti questi passi, non sappiamo se la tecnologia ci porterà invece a soluzioni diverse. Sta di fatto che i giuristi hanno sempre bisogno di classificare e così l'IMO ha classificato. Scusate. Abbiamo una prima ipotesi, passo 1, la nave con processi automatici ma equipaggio a bordo, nave quasi tradizionale. Passo 2, la nave con equipaggio a bordo ma con operatori situati in un'altra location a terra. Passo 3, una nave controllata da degli operatori fisici, umani, non l'intelligenza artificiale, senza equipaggio a bordo. Passo 4, la nave completamente automatizzata. La Tesla sta lavorando sull'ipotesi dell'automobile che se ne va da sola, senza autista, senza che il passeggero contribuisca. Questo è il passo 4. Nel tentare quindi di capire cosa accade, cosa accadrà al sistema del diritto marittimo, la IMO poi ha identificato 4 ipotesi che ciascuno degli eventi di cui ho detto, delle tipologie che ho accennato, può richiedere. Il grado 1, non occorre fare qualcosa di particolare, ma occorre semmai adottare dei strumenti interpretativi delle convenzioni internazionali e delle leggi già esistenti. Grado 2, occorre adottare degli emendamenti agli strumenti giuridici esistenti. Grado 3, nuovi strumenti. Quadro 4, io traduco, non sappiamo cosa fare, ma questo è un altro discorso. E questa analisi dall'IMO è stata applicata a tutta una serie di convenzioni. Qui vediamo, questi sono i 4 gradi che ho detto prima, e qui applicate per ciascuna convenzione ci sono i livelli che l'IMO ha ritenuto, i livelli di intervento legislativo che l'IMO ha ritenuto dovessero essere condotti. Quindi per ciascuna convenzione vediamo che spessissimo è il 4, io l'ho tradotto, non sappiamo cosa fare, ma vuol dire non facciamo niente, e raramente i primi gradi comunque possono comportare delle rivoluzioni particolari, mentre si nota un aumento del numero 2, del numero 3, del numero 1 per le ipotesi di navi che sono identificati come passo 3 e passo 4, che sono la nave senza equipaggio ma con controllo da remoto a terra, umano, e la nave 4, che è la nave completamente automatizzata.
proseguendo nell'approfondimento, la IMO applicando questi criteri, ha identificato per ciascuna di queste convenzioni internazionali, io non sto ancora parlando della Convenzione di Bruxelles, poi ci arrivo, alcune soluzioni per risolvere i problemi che l'introduzione di queste navi nuove possono determinare. Sono tantissimi, io però ne farò accenno ad alcuni. Il primo esempio riguarda la Convenzione CLC. La Convenzione CLC è una convenzione particolare che istituisce l'istituto della limitazione di responsabilità dell'armatore di nave cisterniera in relazione ai danni che possono essere determinati, dei danni di inquinamento marittimo causati dai prodotti trasportati a bordo della nave. Attraverso un sistema su cui poi tornerò dopo. Ho sottolineato in giallo alcuni punti. L'articolo terzo, il paragrafo 1, il comma 1 dell'articolo terzo stabilisce appunto la responsabilità dell'armatore per qualsiasi evento di inquinamento che possa essere determinato da una nave. Questo concetto viene poi tradotto nel linguaggio giuridico corrente come canalizzazione, cioè la Convenzione CLC dice del danno da inquinamento causato da una nave cisterna o da una petroliera risponde l'armatore. Poi si aggiunge, quindi canalizzazione solo verso l'armatore. Si aggiunge poi un'altra disposizione che non è solo l'armatore a avere la facoltà, non si prevede solo la canalizzazione delle azioni risarcitorie nei confronti dell'armatore, ma anche si escludono le responsabilità di altri soggetti, in quanto altrimenti, in genere sono i soggetti che lavorano, servant and agents of the owner, i piloti, i noleggiatori, questi soggetti non hanno responsabilità secondo la Convenzione per i danni all'inquinamento, in quanto altrimenti sarebbero, l'azione nei loro confronti aggirerebbe il principio fondamentale stabilito dal comma 1 che riguarda la canalizzazione. Sono soggetti per i quali, peraltro, la esclusione di responsabilità sussiste solo a meno che, unless il danno sia risultato da un atto personale di questi soggetti nel causare da un atto personale, un'omissione o un atto compiuto intenzionalmente o con, semplifico, colpa grave, in realtà la colpa con previsione, che è un concetto più elaborato. La dottrina, i giuristi della IMO si domandano questa convenzione, questo articolo, come può essere mantenuto come tale di fronte alla nave autonoma, o ci sono dei criteri o degli elementi che vanno in crisi, per esempio con la nave numero 3, la nave che è operata da remoto, o con la nave autonoma che lavora da sola senza nessun contributo personale. E questo viene, per esempio, in particolare, se si fa l'ipotesi qua, il punto A, il paragrafo 4 dice no claim for compensation for pollution damage può essere fatto nei confronti dei servants or agent of the owner. L'intelligenza artificiale, la nave autonoma, ci sta qua dentro o non ci sta? Oppure l'operatore da remoto è un servant or agent per cui non si possono fare azioni risarcitorie per danni e inquinamento di questo soggetto? E il programmatore del software che magari ha sbagliato e ha compiuto un qualche cosa che ha determinato l'incidente, rientra fra questi soggetti o no? Queste sono le domande alle quali non si sta dando ancora una risposta. Analoghi problemi, questa è un'altra convenzione. Il professor Campailla parlava di limitazione come istituto da superare, la CLC in realtà poi è uno dei principali elementi, le principali convenzioni internazionali, strumenti internazionali che riguardano la limitazione della responsabilità, perché associata alla canalizzazione c'è la limitazione di responsabilità. La Convenzione di Atene segue lo stesso criterio, individua dei soggetti responsabili per poi limitarne la responsabilità.
E questo è un pezzo che è estratto dai lavori dell'IMO, dove si affrontano i problemi di applicazione della Convenzione di Atene nel caso di navi autonome secondo i criteri che ho detto prima. Non leggo tutto, però per esempio qua si può leggere, anche qui di nuovo lo stesso tema, does the notion of servant of agent of the carrier, per il quale l'armatore risponde, cover the persons or entity that would supervise the autonomous operation of the ship? È il punto interrogativo analogo a quello di prima. Può un incidente causato in un difetto della nave autonoma, del sistema della nave autonoma, considerato come un difetto, come una negligenza del vettore? Ecco, questi sono altri esempi di domande che l'evoluzione della tecnica e della tecnologia pone ai giuristi in relazione alle convenzioni internazionali. E veniamo qui alla convenzione tema di questo incontro. La Convenzione di Bruxelles, è stato ripetuto, pone una serie di obblighi a carico del vettore. Il primo, il principale, è quello di rendere la nave navigabile, seaworthy, all'inizio del viaggio. Ma questo concetto, seaworthiness, come si applica alla nave autonoma? Fa parte quindi del complesso delle cose che contribuiscono a identificare, a confermare che una nave è seaworthy, il sistema autonomo, il software, l'intelligenza artificiale? Ci sono varie risposte. Una risposta che ho sentito dare riguarda la SOLAS. Voi sicuramente sapete cos'è la SOLAS. La SOLAS è una convenzione internazionale che stabilisce in sostanza i criteri costruttivi e non solo che una nave deve avere e l'armatore di una nave deve rispettare ai fini della tutela della sicurezza, della navigazione, dell'ambiente, della vita umana in mare. E nell'affrontare il tema delle navi autonome è stato detto, ma in realtà non c'è molto bisogno di cambiare, perché è vero che la SOLAS nel descrivere le caratteristiche della nave non ha in mente la nave autonoma, però c'è la regola 5 che dice che le amministrazioni, sappiamo qui di cosa parliamo, cioè l'autorità di bandiera, dei singoli stati contraenti possono autorizzare apparati, sistemi non previsti dalla Convenzione, ma che per altra via consentano di raggiungere lo stesso risultato che si avrebbe con i sistemi tradizionali. È il concetto, il cosiddetto concetto di equivalenza. Quindi si suggerisce la nave nuova, la nave autonoma non è disciplinata dalla SOLAS, però c'è la possibilità di adattamento tramite questo sistema. Io ho un'obiezione molto forte. The administration may allow, cioè io ho detto, prima ho iniziato parlando di uniformità come elemento fondamentale. Tutte le convenzioni che abbiamo visto prima, tutto quello che noi facciamo nel nostro lavoro, gli studi, come Associazione Italiana di Diritto Marittimo, la finalità dell'associazione riguarda l'uniformità, l'economia contemporanea. I traffici marittimi non possono esistere se non c'è uniformità dei sistemi legali, cioè se le leggi non sono uguali per tutti. Questa è una cosa che a me stesso ripeto sempre in questo periodo, che vediamo che ci sono delle spinte centrifughe, grandi paesi escono dalle organizzazioni pensando che piccolo, no, nel loro caso è enorme, ma solo e bene, in realtà non è così. Perché? E questa è una dimostrazione. Ciascuna amministrazione può, ma vuol dire che c'è la nave del paese A, la cui amministrazione consente di affrontare le navi autonome in un modo, ma ci può essere l'amministrazione del paese B che non consente la stessa cosa. Le due navi sono uguali, sono sulla stessa banchina, una può fare delle cose, l'altra non le può fare. Recentemente ho avuto un'esperienza su questo tema, una regola SOLAS prevede un certo tipo di isolamento a bordo di navi che portano passeggeri, è emerso che determinati materiali che erano stati forniti, benché certificati dalle autorità europee, non rispettavano questi criteri di sicurezza
Alcune amministrazioni hanno detto non se ne parla, cambiate tutto, spese milionarie, altre amministrazioni hanno detto no, applichiamo il principio dell'equivalenza, quindi tu aggiungi del materiale e sarà equivalente. Esattamente il contrario dell'uniformità, il che mi dice che questo tipo di soluzione non è applicabile. Altro tema affrontato anche dal professor Campailla, Egvisby Rules. I pericoli eccettuati. Fra i pericoli eccettuati il primo è la colpa nautica che si è affrontato, la domanda dei giuristi. Cosa facciamo? Come interpretiamo la colpa nautica? Cioè, ha senso mantenere la regola secondo la quale il vettore non risponde per l'errore del comandante, dei piloti o degli altri servant dell'armatore nella navigazione della nave, quando questa navigazione magari è determinata da qualcuno che sta a terra o da un sistema di nave completamente autonomo. E lo stesso dubbio sorge con riferimento a quest'ultimo tipo di pericolo eccettuato, secondo il quale il vettore non risponde per i fatti che si verificano senza colpa del vettore o dei servants e degli agents. Cioè questo è un altro tipo di esempio secondo il quale che mi sembra indicare che la soluzione ai nostri problemi non c'è. Io sono partito o perlomeno non è facile, sono partito da una lista di ipotesi di nave autonoma, tutta da vedere, la scienza non sappiamo dove ci porterà, e ho elencato tutta una serie di dubbi alla quale i giuristi non stanno dando risposta. L'intelligenza artificiale, peraltro, non è solo lì a creare dei problemi a noi giuristi, è un qualcosa di cui noi non potremo fare a meno. Adesso ho voluto fare un esempio pratico di un caso che ho spersonalizzato completamente, chissà da quale parte del mondo è avvenuto, ma è avvenuto. Questa è la rotta di una nave. Sul radar il comandante vedeva questi disturbi degli ostacoli che peraltro non erano identificati sull'ECDIS. Sapete cos'è l'ECDIS, o qualcuno di voi lo saprà, cioè è la cartografia elettronica obbligatoria a bordo delle navi. Il comandante che guida la nave deve guardare. Il radar vede gli ostacoli fisici, l'ECDIS, che è la cartografia, gli dice cosa c'è. Il comandante vedeva sull'ECDIS, sulla cartografia, una piattaforma qua, sul radar vedeva questi disturbi meteorologici e qui un altro pezzetto, secondo lui, dei disturbi meteorologici. In realtà la piattaforma non era qua, ma era qua. Cioè questo che il radar confondeva con disturbi meteorologici o falsi eco era la piattaforma, perché la cartografia era sbagliata, di 700 metri in questo caso, che non è poco. Naturalmente c'è stata una collisione. Non entro nella questione di responsabilità, però ho provato a ragionare pensando alla nave autonoma. Cosa sarebbe accaduto se la nave fosse stata autonoma o se l'equipaggio, il comandante, avesse avuto l'ausilio dei sistemi che adesso non ci sono ancora? E il punto di partenza è stata la regola 7, che stabilisce delle corregge, fanno parte di quegli strumenti internazionali a cui tutti si devono attenere sempre per l'uniformità dei comportamenti che nei nostri traffici deve essere mantenuta. La regola 7 dice: ogni nave deve usare tutti i mezzi disponibili appropriati alle circostanze del momento e alle condizioni esistenti per stabilire se esiste rischio di collisione. In caso di dubbio, tale rischio deve essere considerato come esistente. Ma io torno qua e dico sì, il comandante non vede sulla carta niente qua, ci sono delle condizioni meteorologiche che giustificano che questo ostacolo sia un elemento meteorologico. Cosa doveva fare? Ha sbagliato, forse avrebbe dovuto pensare che era una situazione di dubbio e quindi comunque evitare di andare a navigare in questa direzione, forse doveva passare qua non poteva passare, c'era la terra, ma comunque questo è il dubbio. E ho fatto una domanda ad un esperto, poi vi dico chi è.
Cosa sarebbe successo? Cioè, i sistemi a bordo della nave attuali erano in grado di evitare questo problema, cioè la nave autonoma o cosiddetta autonoma di ora, e come sarà in futuro? Con i nuovi ausili, questo incidente si sarebbe potuto evitare? E la risposta dell'esperto è stata questa. Questo principio fondamentale, la regola 7, dovrebbe essere alla base degli algoritmi di intelligenza artificiale per la navigazione autonoma, similmente a quanto già implementato nei sistemi di guida autonoma terrestre, Tesla, dove in caso di dati discordanti dei vari sensori il sistema adotta sempre l'approccio più conservativo per la sicurezza. E continua. Un sistema di pilota automatico avanzato è basato su intelligenza artificiale dovrebbe includere integrazione, valutazione multisorgente, adesso non leggo tutto, sistema di valutazione del rischio, logica decisionale avanzata, apprendimento da database di casi pregressi, sistema di override automatico. In conclusione, dice l'esperto, mentre i sistemi attuali non sarebbero stati sufficienti, un sistema autonomo evoluto, progettato secondo questi principi, e in particolare seguendo la filosofia della CONREG riguardo alla gestione del dubbio, avrebbe probabilmente evitato gli incidenti principalmente perché avrebbe mantenuto una distanza di sicurezza maggiore, non sarebbe stato soggetto a confirmation bias, avrebbe implementato procedure conservative. L'avrete già capito, questa è la risposta che ha dato l'intelligenza artificiale. Un po' autoreferenziale, però devo dire che è chiesto, questa domanda l'ho fatta tramite esperti fisici, e loro condividono integralmente questo tipo di interpretazione. Ho voluto accennare questo per dire che la nave autonoma non è solo, ripeto, un dramma per noi giuristi, ma anche un ausilio fondamentale di cui non potremo fare a meno, perché sarà un criterio, un mezzo di sicurezza ulteriore. Ma i giuristi non se ne stanno. Questo è l'elenco di punti, come sono? Ci siamo ancora. La IMO dibatte, grandissimo organismo, dico la IMO perché poi questi sono documenti che ho tratto dai loro lavori, ha tentato di prevenire l'evoluzione adottando delle indicazioni che dovrebbero guidare le regole che verranno applicate una volta che la tecnologia sulle navi autonome si sarà sviluppata. E la prima che mi ha stupito è questa. Nonostante tutte quelle ipotesi che abbiamo fatto, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, nave totalmente autonoma, la IMO dice there should be a human master responsible for mass regardless of the mode of operation or degree or level of autonomy. Cioè, secondo il legislatore internazionale che sta studiando queste cose, la nave autonoma grado 4 non deve esistere. Dobbiamo ancorarci ancora comunque una presenza umana. Può essere, è una questione di politica, di policy che il legislatore internazionale deve adottare, ma credo che noi che abbiamo studiato queste cose tante volte sappiamo che la scienza va molto più veloce ed è molto più capace di quanto possono essere i legislatori e fra l'altro prima che, voi avete visto quella lista di convenzione per convenzione, di modi diversi di approcciare argomento per argomento, prima che si mettano d'accordo per trovare una soluzione, le navi autonome integrali saranno già superate. Non so cosa avremo, forse avremo dei sistemi di trasferimento delle cose senza bisogno di vettore. Quindi questo indica per me che non ci sono in realtà soluzioni a portata di mano. Qui accenno semplicemente l'autoshipment, tanto le navi autonome ancora, noi giuristi sono lì che dibattono su come affrontare e risolvere i problemi, che nel frattempo la BIMCO ha addirittura elaborato, è uscito nel 2024, un formulario di contratto di gestione di nave autonoma. Quindi, mentre un certo mondo dibatte, la scienza va avanti e gli operatori, tu Alfredo hai citato così spesso, no, l'importanza degli operatori, corrono e immaginano formulari che già danno per scontato la nave che se ne va per i fatti suoi. Quindi ho detto, sistemi di evoluzione
difficile da predire, evoluzione delle navi autonome di cui non potremo fare a meno, difficoltà enormi a trovare soluzioni giuridiche che gestiscano le conseguenze dell'adozione di questi sistemi. Qual è la soluzione? E la soluzione è un po' in contrasto con quello che diceva il professor Campailla. La soluzione ce la dà l'esempio che ho fatto prima, CLC Convention. Vi ricordate cosa ho detto? È una convenzione che si preoccupa di individuare un soggetto responsabile, con ipotesi di responsabilità oggettiva. Si canalizza tutte le azioni di responsabilità nei confronti di questo soggetto e si esclude la possibilità di prendersela con gli altri. Questo soggetto può limitare la responsabilità, e se no il sistema non sta in piedi, cioè senza limitazione di responsabilità la navigazione è finita. Perché dico questo? Perché questo soggetto può accettare la responsabilità a due condizioni: uno, che sia limitata; due, che sia assicurabile. Senza i limiti non c'è l'assicurazione, senza l'assicurazione non c'è l'industria dei trasporti. Quindi si potrà dibattere per mesi, anni, decenni su come disciplinare la responsabilità dell'armatore delle navi autonome, ma io non credo per niente a tutte quelle ipotesi che abbiamo visto prima. Io credo che l'unico modo sia canalizzazione, responsabilità oggettiva, limitazione, assicurazione. Che voi vuole dire in concreto? La paghiamo tutti, un pochino nel premio della nostra automobile, un centesimo nel costo della benzina. La CADC, non l'ho detto prima, c'è la limitazione di responsabilità dell'armatore canalizzata fino a un importo determinato dalla Convenzione. Ho un esempio adesso in piedi di una nave italiana in Sud America, 70 milioni, i danni sono stati miliardi. Una convenzione collegata, convenzione fondo, stabilisce che per i danni che eccedono il limite interviene il fondo. Il fondo è un istituto internazionale che gestisce una valanga di soldi che sono messi lì da ciascuno di noi un pezzettino quando fa benzina. Quando c'è un danno a inquinamento di quelle dimensioni, tutti quanti paghiamo. È lo stesso concetto della canalizzazione che dicevo prima, limitazione di responsabilità e assicurazione. Prima di ringraziare per l'attenzione concludo con la battuta: senza la responsabilità oggettiva il caos. Ringraziamo assolutamente l'Avvocato Palandri per questo interessantissimo intervento e adesso passerei la parola a Marco Ciullini, a dottor Marco Ciullini, Presidente Agenti Marittimi Friuli Venezia Giulia, il quale ci farà delle sue considerazioni. Bene, intanto grazie per l'invito a parlare questa sera, grazie a voi di essere intervenuti. Dunque, cercherò di ricollegarmi ad alcuni aspetti, soprattutto a quanto detto poco fa dall'Avvocato, riguardante la standardizzazione. Sicuramente la polizza di carico negli anni, sono passati ormai 100 anni dalla Convenzione, ha avuto un grandissimo successo e ancora oggi noi come operatori utilizziamo degli strumenti che forse nel XXI secolo possono sembrare un po' obsoleti. Vedere arrivare in ufficio i vari rappresentanti dei ricevitori con le polizze cartacee per poter ritirare la merce, per poter ricevere il delivery order è oggi forse una cosa abbastanza che sembra anacronistica. Tuttavia i vari tentativi che ci sono stati negli anni, e parliamo i primi tentativi di uniformare le comunicazioni a livello informatico nel mondo del trasporto risalgono al 1978, i primi messaggi di AI che si scambiavano
le varie compagnie di navigazione con i terminal sono appunto relativi a quel periodo in cui un organismo specifico delle Nazioni Unite, l'UNECE, diffuse degli standard internazionali per consentire la comunicazione dei dati relativi al carico delle navi in maniera telematica e quanto più possibile standard. Appunto, i primi sono del 1978, noi ci siamo ritrovati, io personalmente nel 2005-2010, con l'avvento di alcune regole particolari legate alla sicurezza delle merci, quindi all'avvento della ENS e quant'altro, a vedere che mentre i principali carrier internazionali spingevano sulla telematizzazione, sull'informatizzazione, inviando i dati anche delle polizze di carico in maniera informatica, molto spesso c'era una certa ritrosia da parte delle autorità sicuramente, ma anche da certi operatori nell'utilizzare questi strumenti telematici, tant'è vero che diversi sistemi, le cosiddette electronic bill of lading, sono rimasti praticamente lettera morta, a livello cioè se non utilizzati all'interno dei sistemi delle varie compagnie, è rarissimo vedere qualcuno che utilizza questi sistemi automatici, telematici. Ripeto, avendo queste possibilità della digitalizzazione, fa un po' strano vedere che al giorno d'oggi appunto ancora arrivare queste persone con la polizza da incassare e quant'altro. Questo si ricollega anche, appunto, parlando di standardizzazione, nel discorso dove appunto se ci fosse l'effettiva standardizzazione dei dati trasmessi tra le compagnie e i vari soggetti interessati al carico, si potrebbe forse superare finalmente la carta e quindi arrivare al momento in cui con un click su un terminale si possano superare quelle che sono state definite così bene dalla Convenzione, ovvero le funzioni precipue della polizza di carico. Forse il fatto che abbia funzionato così bene per anni, per decenni, quasi per un secolo ormai, questo sistema ha fatto sì che le innovazioni siano viste con un po' di sospetto e con un po' di ritrosia. Ecco. Ci sono diversi esempi in cui la polizza di carico, tra l'altro, viene utilizzata e forzata anche per utilizzi in cui non dovrebbe essere utilizzata, cioè il suo utilizzo viene esteso anche a altro che non è le tre principali funzioni che ha, che sono quelle appunto di ricevuta del carico, di contratto di trasporto marittimo in questo caso e di titolo di credito del carico. Viene chiesto a noi agenti o comunque anche alle compagnie di navigazione molto spesso dalle autorità di vedere le polizze di carico quando le stesse informazioni vengono comunicate alle autorità stesse, mi riferisco ad esempio alla dogana, nel caso delle ENS, di fatto una ENS fatta con il sistema ICS1, ora è entrato in vigore l'ICS2, comunque di fatto se uno va a leggersi il tracciato di una ENS ICS1 è di fatto una polizza, cioè c'è shipper, consegni, notify, contenuto, porto di caricazione, nome della nave, ci sono esattamente gli stessi dati che ci sono in una polizza di carico. Tuttavia, noi quotidianamente riceviamo richieste da parte delle varie autorità coinvolte nella filiera che ci dicono: mi mandi la polizza del contenitore tot, mi mandi la polizza di questa nave per motivi di sicurezza, perché proprio c'è l'affezione, forse, che è anacronistica finché si vuole, però comunque sempre a vedere o il pezzo di carta o, bontà loro, si accontentano a volte di un PDF mandato per email, però vogliono comunque avere quella forma, quel modo di vedere i dati che evidentemente appunto dopo 100 anni di convenzione è così efficace da essere diventato di fatto
uno standard anche per soggetti che non dovrebbero essere interessati o comunque non dare questo peso anche ai dati contenuti in un documento che è un documento commerciale. Ecco, se io fossi la dogana sarei più preoccupato di quello che c'è scritto sulla fattura di compravendita piuttosto che su transazioni finanziarie o altro, no. Loro partono da quello nonostante abbiano gli stessi dati nei loro sistemi a livello centrale. Questo è una cosa che personalmente mi stupisce tutte le volte, cerco di capire come mai abbiate bisogno di questa informazione, no, ma perché ci viene più comodo così, ok. Ed è un po', secondo me, appunto, il successo della polizza, l'ha resa un po' vittima del suo successo, l'ha resa utilizzata anche da soggetti coi quali non dovrebbero, per la quale non dovrebbe avere un grande peso, ecco. Grazie anche a Marco Ciullini. Adesso passiamo la parola a Stefano Visintin, tutti sapete, presidente Confetra FVG. Bene, considerazioni anche da parte. Sì, grazie. Buonasera innanzitutto. Ringrazio il presidente Fabrizio e i due vicepresidenti che così bene hanno organizzato questa serata e dico wow, abbiamo fatto veramente una serata di approfondimento secondo me molto interessante, di arricchimento culturale. Io e i miei compagni di studio dell'Accademia sicuramente abbiamo materia di riflessione. Adesso tocca un poco, come dire, sdrammatizzare questa serata in attesa dell'aperitivo e quindi tocca a me come utente, perché di fatto questo sono, rappresentare alcune mie riflessioni sulla polizia di carico che intendo celebrare innanzitutto perché 100 anni della polizia di carico sono sicuramente un momento di riflessione sulla sua utilità, come già ha detto Marco. Io 30 anni di questi 100 me li sono fatti, no? E mi rimane ancora un po' questa idea della sacralità della polizia di carico. Cioè, la prima cosa che tu impari quando vai a una casa di spedizioni 30 anni fa, ecco, non più, era guai se perdi la polizia di carico. E perché? Perché la polizia di carico ha quella rilevanza che ci è stata ricordata dai relatori e da Marco ad ultimo, che è triplice, come usiamo dire, e senz'altro è quello che si dà titolo per poter ritirare la merce. Beh, io quest'anno, per celebrare i miei 30 anni di attività, sono riuscito a perdere un esemplare di un 7.3 persona. Non si saprà mai se non è stata spedita dall'agente marittimo incaricato a spedirla con corriere o se invece me la sono persa io nel fare le fotocopie. E posso garantirvi che aver perso quel pezzo di carta è stata un'esperienza molto interessante, che è partita dalla denuncia presso i carabinieri per arrivare fino alla presentazione di una lettera di garanzia che ancora è là in piedi e forse qualcuno mai lo potrà riscuotere. Quindi diciamo, celebriamo la sacralità della polizia di carico, perché anche se ultimamente si è un po' svilita, rimane pur sempre molto efficace. E il discorso della digitalizzazione, no, del passaggio dei dati in un flusso EDP è più o meno condiviso, ha ragione Marco, e secondo me ci ha fatto perdere un po' questa concretezza e questa sacralità, no? Ecco. Anche perché è vero, un po' la polizia di carico ormai viene richiesta fisicamente, molto spesso solo se c'è poi a monte una vendita assistita da una lettera di credito. Ormai i clienti, i caricatori, i merchants molto spesso ti chiedono no, fammi una polizia di carico, tienila là e dopo quando ti dico fai il telex release. E dico, ma ragazzi, ma non funziona così di base. Però ormai è una richiesta molto comune, come più che comune la richiesta for a Seaway. Ora volevo alleggerire la serata che è stata molto impegnativa e vi dico 30 anni fa, o 30 anni fa, ecco, no? Tu arrivavi là e la prima cosa che facevi, dopo aver fatto il giro delle agenzie marittime a portare carte, perché questa era l'attività iniziale,
cominciavi a preparare gli ordini di imbarco. Vero Paolo? Cominciavi a preparare gli ordini di imbarco. Cioè, il bravo giovane spedizioniere si metteva la macchina da scrivere per preparare gli ordini di imbarco, che molto spesso diventavano polizze di carico, fisicamente diventavano polizze di carico. Questo i più vecchi riderà e i più giovani non sanno cosa sia, dopo gli invito a toccarla. Questo era il miglior amico del giovane spedizioniere, giusto? La carta carbon che serviva, con carta non copiativa, ecco, permetteva di battere sulla macchina da scrivere una volta sola e riprodurre 5-6 copie, no? Quelle che servivano, e questa cosa poi dopo fisicamente andava portata all'agenzia della compagnia di navigazione come ordine di imbarco, e poi al termine dell'imbarco poteva essere già timbrata, firmata e rilasciata nel suo formato originario. Ora io di Marino, di lei va a prendere ricevuta in imbarco, guarda. Ok, ho saltato alcuni passi. Allora io vi posso garantire che sta roba era un incubo, perché la macchina da scrivere già a quei tempi permetteva spesso la correzione, ma la correzione fatta su una serie di fogli dove solo sul primo bagno, sugli altri copi questa roba qua era impossibile. Siccome poi i formati costavano, vero Paolo? I formati dell'ordine di imbarco andavano acquistati spesso, e quindi ogni volta che sbagliavi qualcosa, diciamo che la giornata volgeva in maniera decisamente spiacevole. Il ciclostile ve l'ho risparmiato anche perché pesa tipo 40 kg, non sono riuscito a portarlo, però era un'altra bellissima esperienza dello spedizioniere giovane. Ora, tutta sta roba, diciamo, per fortuna non c'è più, adesso ci sono i computer, già da un bel po' ci sono i computer, i problemi più o meno sono sempre quelli, ma perlomeno non avevi la scimmia della carta copiativa del bianchetto qua sulla spalla, no? Ecco, questa ce la siamo cavata via già circa una 25 anni fa, insomma, 20-25 anni fa. Dopo si dimentica, si rincoglionisce, non è che proprio ci si possa ricordare esattamente le date. Invece un'altra cosa che volevo portarvi dopo, io direi che per questa sera ne abbiamo avuto abbastanza, è quest'altro fenomeno, cioè un fenomeno che coinvolge le case di spedizione, no? Siccome i clienti, almeno limitiamo il campo all'Italia, ok? Non voglio spingermi, ci sono paesi un po' più avanzati e altri meno avanzati nel commercio internazionale. L'Italia purtroppo è bravissima dal punto di vista della vendita, non direi altrettanto dal punto di vista della gestione della spedizione. Il cliente ti chiede delle cose perché molto spesso, il cliente intendo il caricatore, no? In questo caso, il caricatore ti chiede delle cose perché molto spesso si fa assistere questa vendita da forme o lettere di credito o altre forme di pagamento che non sono perfettamente aderenti al contratto di vendita che ha realizzato, per usare un eufemismo. E allora le case di spedizione mondiali, qua abbiamo un past president della Fiat, si sono inventate un'altra cosa che è la Fiat Bill of Lading. E allora, per venire incontro alle esigenze dei caricatori, abbiamo, noi, case di spedizione aderenti alla Fiat, abbiamo questo bellissimo strumento che è l'emissione di polizze di carico, fondamentalmente che hanno quasi lo stesso valore delle polizze di carico emesse dagli armatori. E allora, siccome noi rappresentiamo le merci, non rappresentiamo la nave, siamo un po' più flessibili su quello che viene scritto, continuiamo a mettere polizze di carico su uno stampato che è molto simile, no? A quello della polizza di carico delle compagnie di navigazione, però questo ci permette, per esempio, dove Massimo? Ci permette per esempio di utilizzare una polizza di carico Fiat mettendo un logo di carico interno e un logo di destinazione interno, sì, ancora vincolandolo magari un breve tratto, come dicevi tu, un breve tratto marittimo.
Certo che la giurisprudenza dovrebbe cominciare ad elaborare delle convenzioni che prendano atto dell'esistenza dell'intermodalità, molto spesso rappresentata in maniera, e sono io il primo a dirlo, impropria, ok? E anche per cominciare a definire i limiti delle responsabilità anche dello spedizioniere che emette questo tipo di documento, che nella mia personalissima opinione è destinato a diventare un documento intermodale che possa coprire delle tratte anche se in mezzo non c'è necessariamente una tratta marittima. Per capirci, nello sviluppo dell'intermodalità ferroviaria, dove c'è una tratta camionistica, una più tratte ferroviarie e un'altra tratta camionistica, di fatto in questo momento non esiste ancora un documento che sia aderente alla realtà del fatto, perché molto spesso viene utilizzato un CMR che non è il documento adatto per rispecchiare questa situazione. Quindi penso che ci sia tantissimo ancora lavoro da fare, sia da parte della giurisprudenza, degli avvocati, e mi permetto di dire anche dei giovani, no? Che devono pensare a queste cose qua, dobbiamo riflettere su queste cose che riguarderanno il futuro anche della nostra professione, e io spero insomma che Propeller sia sempre la casa per queste riflessioni. Grazie. Ringraziamo anche Stefano Visentin per questi spunti anche allegri, direi, e darei la parola ad Alberto Pasino che chiuderà la serata e i lavori. Grazie Paola. Dunque ho il privilegio di trarre le conclusioni di questo incontro e mi pare che sia chiaro adesso a chi ci ha seguiti da casa e chi è qui quest'oggi il senso di questa nostra riunione odierna. In realtà è una festa di celebrazione di uno strumento straordinario. E cerco di motivare questa mia affermazione ripercorrendo alcuni concetti che sono stati utilizzati dai nostri relatori, partendo dal professor Antonini, che ricordava il grande contributo dei giuristi triestini. Io vi leggo alcune parole che sono state riferite ai giuristi triestini in relazione a ciò che fecero quando vi fu il memorandum di Londra del 1954. Voi triestini per giungere alla meta avete discusso clausola per clausola, parola per parola, per lunghi mesi l'accordo firmato. Avete difeso metro per metro quel territorio che nella vostra convinzione doveva rimanere unito a Trieste. Consentitemi di congratularmi con voi per aver dato prova di coraggio. Operando così in silenzio siete benemeriti della patria italiana. Lo scriveva il Presidente della Repubblica Luigi Einaudi. Cioè quando il professore Antonini si è riferito all'interpretazione che i giuristi triestini, Maltese, Volli, davano del Porto Franco, in realtà loro ragionavano del memorandum di Londra perché era la questione di Trieste. Cioè il giurista non solo si applicava al diritto marittimo, faceva un passo in più, guardava dei trattati internazionali che regolavano il territorio di Trieste e, diciamo, da patriota, come venne riconosciuto da Luigi Einaudi, dava un contributo esiziale, e il professor Volli che scrisse su Foro Padano o sulla giurisprudenza italiana. Insomma, i giuristi triestini non solo hanno fatto giurisprudenza sulla efficacia probatoria dei sigilli ai container, ma hanno fatto giurisprudenza e hanno contribuito all'interpretazione di una convenzione, di un patto internazionale così essenziale per il nostro territorio. E il professor Campailla ha toccato un punto che poi è stato anche toccato successivamente, seppure insomma in controluce, no? Abbiamo visto l'altra faccia della medaglia, se vogliamo dire così, che ha trattato l'avvocato Palandri, cioè la Convenzione di Bruxelles, che oggi stiamo celebrando qui, che cosa ha fatto? Di quella polizza di carico che ha parlato infine Stefano Visentin, il retro, prima della Convenzione di Bruxelles, per i caricatori era un camposanto
perché lì dentro c'era una quantità specialmente di esoneri da responsabilità da rendere probabilmente l'operazione economica sottesa al trasporto, cioè la vendita, era particolarmente problematica. Quindi che cosa stiamo festeggiando oggi? Un patto presidiato dagli ordinamenti statuali che hanno convogliato un accordo o hanno propiziato un accordo per limitare quegli esoneri ed è stato ben detto, la contropartita è stata la limitazione della responsabilità e il termine annuale per l'esercizio dell'azione. E quindi il percorso da lì a quanto ci ha ricordato l'avvocato Palandri è semplice, cioè il ceto armatoriale è disponibile ad accettare fortissime compressioni al punto da ipotizzarsi un'accettazione di responsabilità oggettiva, cioè che non conosce esonero, purché la responsabilità sia limitata, perché se no, come nell'attività nucleare, ci sono alcune attività che nessuno intraprenderebbe se non ci fosse una limitazione. Badate, il professor Campagna ha dichiarato, lancia una provocazione, è in ottima compagnia, cioè nel senso non è una cosa bizzarra. Il professor Ignazio Arroyo, ricordavo prima, ha scritto pagine importanti per contrastare l'istituto della limitazione. Naturalmente, insomma, il bello del confronto scientifico è che l'ipotesi contraria alla propria idea è accettata ed è oggetto di discussione. Mi avvio a concludere questa sintesi, posto che lo sia, ma gli spunti che le relazioni di oggi mi offrono. Guardate, al centro, in particolare della relazione dell'avvocato Palandri, c'è stata la trasformazione costante, il tentativo di far seguire la normativa ai cambiamenti che si osservano nella prassi. Bene, vi faccio una domanda a cui poi mi risponderò da solo. Secondo voi, se due parti convengono il trasporto sopra coperta di qualcosa, si applica la norma della Convenzione di Bruxelles, secondo la quale la Convenzione di Bruxelles non si applica laddove le parti abbiano pattuito che la merce sia caricata sopra coperta? Vi rispondo io, no, quella norma non si applica, è scritta, ma quando c'è stato l'avvento della containerizzazione è cambiato lo scenario, cioè se prima le parti convenivano che si caricavano delle merci sopra coperta, quelle merci probabilmente andavano perdute, quindi non aveva proprio nessun senso che la Convenzione di Bruxelles si applicasse in un'ipotesi in cui avrebbe dato premialità o insomma in cui il meccanismo non avrebbe funzionato. Dopodiché, quando è arrivata la containerizzazione, il mercato in qualche modo ha influenzato l'applicazione della Convenzione. Quindi io adesso non voglio dire che non si debba in futuro continuare a cercare, come si è fatto ad Amburgo, come si è fatto a Rotterdam, o per meglio dire con le regole di Amburgo o con le regole di Rotterdam, cioè di innovare. Quello che oggi abbiamo voluto fare è una festa, perché abbiamo per le mani, e lo ha detto bene il presidente degli agenti marittimi, l'ha detto bene il presidente degli spedizionieri, quello che abbiamo in mano ancora funziona, e funziona perché? Perché c'è uno sforzo poderoso, interpretativo, e qua ci dobbiamo togliere il cappello davanti ai magistrati e naturalmente agli avvocati che offrono loro delle soluzioni per adattare uno strumento concepito in tempi molto lontani, ma per far sì che questo strumento che oggi festeggiamo rimanga com'è, un simbolo fondamentale della capacità, per un verso, dei portatori di interesse e per altro verso degli Stati, di regolare congruamente un fenomeno così rilevante. E quindi, in un momento in cui viene messa in discussione l'autorità della Corte Penale Internazionale, insomma, in cui uno sgretolamento della fiducia nelle pattuizioni internazionali mi pare sia
sia purtroppo sotto i nostri occhi. Ecco, quello che vorrei fare, non a me, ma alla Convenzione di Bruxelles, un grande applauso. Bene, direi che a questo punto possiamo chiudere la serata, non prima di aver ringraziato i relatori e anche i vicepresidenti Paola Baldi e Pasino, che hanno introdotto e concluso la serata, una serata con un argomento decisamente interessante, anche molto tecnico, che però gli interventi dei relatori hanno reso comprensibile sia a coloro che ovviamente sono assolutamente al corrente dell'argomento, ma anche tutti gli altri che magari non lo conosciamo così completamente. Quindi veramente interessante, veramente comprensibile per tutti. Grazie a tutti, sia ai relatori che ai presenti e che si trattiene con noi. Fra poco abbiamo la cena. Grazie a tutti e alle prossime.